quindi prove tecniche di partita, perché la formazione sa proprio di titolarissimi, quindi andiamo a vedere come sta andando, come è andato, perché la partita quando voi vedete è finita. Comincia! Allora, benvenuto a Filippo, posso dire benvenuto a? Il che significa sia benvenuta che benvenuto a Filippo Morra. Benvenuto Filippo a Filippo Morra. Do il benvenuto a... ce l'ho fatta. Bene, iscrivetevi al canale e lasciate un like se vi pare, perché i video stanno andando benissimo, io mi sto divertendo tantissimo, non ho come ringraziarvi se non con Ambrabam Tattici, con una sorpresa. Andiamo a vedere, andiamo con l'Ambrabam, ci spostiamo così, quindi sta qua. Però la sorpresa è questa, perché io ho ascoltato le vostre richieste con un Ambrabam molto più tattico. Che succede? Si vedono meglio, no? Ci piacciono di più. Sto chiedendo uno sforzo al mio computer che non potete avere idea, perché questo è Photoshop a tutti gli effetti. Che programma usi? Photoshop. Ho fatto le cose mie proprio a mano, li ho disegnati uno per uno e stanno qua. Io mi diverto proprio. Lasciate like che mi fa piacere. Allora, il Napoli comincia così, guardate tutta la panchina. Il Napoli comincia così, con un 4-3-3 che a tutti gli effetti mi sa di possibile, di probabile, di plausibile formazione contro il Frosinone tra 8 giorni, perché ci siamo. E voi dite, ma Nathan secondo me, come vi ho detto negli altri cose, secondo me ha bisogno di un pochino ancora di adattamento. Aspettiamo, non buttiamolo subito nella mischia così. Abbiamo Juan Jesus, abbiamo Ostica che sono un po' più pronti, possono piacere o meno. Siamo curiosissimi ovviamente di vedere Nathan, che probabilmente in prospettiva chissà che grande calma. Al momento con Mario Rui che qualche acciacco lo ha recuperato da poco, quindi parte Olivera, parte Juan Jesus con Ramanico, Di Lorenzo a centrocampo. Garcia ci aveva detto che Anghissà probabilmente potrà recuperare per Frosinone, qualche dubbio ci resta. Al momento è Elmas che fa il vice Anghissà e non c'è dubbio, perché quello che ha, come vi ho detto, il work rate per poter fare un po' di legna a centrocampo, specialmente quando c'è Zielinski confermatissimo qui, perché ci sono notizie che forse Zielinski non è proprio convinto della situazione araba e che potrebbe rimanere. Attenzione, perché questo cambia un po' di cose in tavola. Dobbiamo parlare anche ovviamente di mercato, perché si rincorrono le notizie per Veiga. Ovviamente ragazzi, uno immagina sempre, perché il Napoli così si è abituato, se esce Zielinski entra Veiga e c'è un discorso così. Se invece il Napoli tiene Zielinski, rinnovo o non rinnovo, qua è una decisione che deve prendere il Napoli, e prende pure Veiga, lì mandi un bel segnale. Lì anche il più scettico deve accettare che è un bel segnale, perché poi saremo in tanti, diventano tanti i centrocampisti e là poi devi sfoltire. Ma andiamo a vedere cosa è successo in questa partita, dove onestamente poca roba, e io sono pure contento sotto un certo punto di vista scaramantico, perché le amichevoli dell'anno scorso non ci piacquero tantissimo e un pochino di sonnolenza nel primo tempo lo abbiamo visto, tanto è vero che ad un certo stavo nelle cose mie, e in effetti ad un certo punto Garcia deve cercare la posizione di Raspadori, chiede a Raspadori di arretrare un pochino e chiede ad Elmas di andare più esterno. Quindi a tutti gli effetti Sky parlava pure di 4-2-3-1, io non direi questa volta, guardandola bene, io non ho visto Zielinski accanto a Lobotka, non ho visto Raspadori accanto a Lobotka, era un 4-3-3 con Raspadori mezzala, ragazzi, era proprio questo il triangolo che abbiamo visto. Poi Elmas anche si abbassa a dare una mano in questa zona, ma più centrale Raspadori, a supporto ovviamente di Osi, ma anche con Zielinski a supporto di Kvara e Dio. Quindi questa è la situazione tattica più o meno del primo tempo. Registriamo quello che è successo: spunto di Kvara, pressing alto del Napoli, le punizioni le sta provando a tirare Kvara, ma anche con degli schemi. Una la prova cercando l'assist per Osimhen che è in fuorigioco, un'altra la scarica a Raspadori che tirerà altissimo, e insomma stiamo provando nuove soluzioni sui calci piazzati. Un tiro di Osi molto alto purtroppo su un bel
lancio, un bell'assist di Raspadori. Mi sono segnato Elmas falloso, nel senso un po' di falli, la famosa legna che vi dicevo io che sta facendo. Poi Raspadori che prova il famoso, la politanata, io la chiamo, la politanata, cioè quando sei qui, non indietro alla panchina, insomma gli arriva il pallone rasoterra sul longolinea e prova il lancio col sinistro diretto su Osimhen. Meret una parata facile, Kvara spara alto, Raspadori spara alto su quel calcio di punizione di Kvara, e anche Olivera di testa alto con uno scambio con Zielinski. Poca roba, abbiamo visto una magia di Zielinski in un controllo bello, Raspadori che cerca la sua posizione ma non benissimo, Kvara un po' intestardito del dribbling, sembra a me. Quando gioco con Kvara su eFootball, sulla PlayStation, cerco di fargli fare delle cose belle, così posso prendermi i replay e postarli come sigla della live. Cercate di capire, cioè incaponirsi nel fare la giocata che infiamma. Non riusciamo a giocare molto fluidi, molto semplici ancora, i carichi, ma vediamo nel secondo tempo se entra tutta questa panchina, vediamo. Ma come si può fare? Secondo me sono cominciati i rumori. Va bene, non fa niente. Lasciate il like per il ritorno alle origini con i rumori. Allora, il secondo tempo comincia con un po' di spavento, perché borsa del ghiaccio per Elmas, e secondo me anche quello scontro che aveva avuto Di Lorenzo con il portiere nel primo tempo. Sarà difficilissimo per me fare questo video. Chissà che stanno facendo. Insomma, entra Zanoli, lo vedete, entra Zanoli ed entra Politano. Resta Raspadori a tutti gli effetti, no vabbè, come faccio, a tutti gli effetti in mezzala destra, e il Napoli continua il suo gioco. Maronna santissima, niente di che. C'è un colpo di testa di Osimhen centrale, una bella imbucata di Raspadori sempre per Osimhen, che viene rimontato da questo difensore, credo fosse anche lui nigeriano, se abbiamo capito bene. Poi c'è il gol di Osi. Qualcuno dice in fuorigioco, non lo possiamo sapere perché non abbiamo 1000 inquadrature, ma c'è una chiave tattica, una cosa interessante. Visto che Kvara mi sembrava qui cercare un pochino di incaponirsi nel dribbling, chissà se su richiesta di Garcia o semplicemente perché poi alla fine è portato a farlo, quando Olivera comincia a farsi vedere, perché Kvara si intestardisce se non ha una soluzione per scaricare il pallone, il movimento senza palla degli avversari. Con Olivera che entra dentro, sovrapposizione interna, Kvara per ben 2 volte gli può fare il passaggio semplice. No, è impossibile. Iscrivetevi al canale, così finiscono i rumori. Passaggio semplice per Olivera, che si inserisce qui, una volta non ci arriva, la seconda volta ci arriva. Il cross per Osimhen, che un tap-in, il più classico dei tap-in per il centravanti che deve fare anche questi gol qui. Dopodiché, girandola di sostituzioni, entreranno Simeone. I panchinari poi stanno tutti qua dietro. Mettiamo qua. Entra Lozano, entra Cajuste al posto di Zielinski. Ricordiamo che Cajuste, se andate a vedere le hit map, quando viene schierato da mediano a 2 spesso gioca anche sulla sinistra, c'è molta hitmap sulla sinistra per Cajuste nonostante sia destro di piede. Poi entra Ostigard per Rachmani e resta in campo Juan Jesus. Questa è un po' la notizia, e quando io vi dico una cosa voi mi dovete stare a sentire. Dobbiamo aspettarlo a Nathan, calma, non è ancora pronto, non vi preoccupate, non vi pigliate collera se non è ancora pronto, bisogna aspettare un pochino. E poi entra Mario Rui al posto di Olivera. Restano fuori in questa fase della partita Gollini, Nathan, Zerbin, Anghissà, che non so nemmeno se fosse in panchina onestamente, e Demme. Attenzione, e insomma arriva il gol di Simeone, che è una perla, e non facciamo altro che ripeterlo, perché Simeone ha una capacità di segnare, ragazzi, che se non è lasciatemelo dire, superiore a quella di Osimhen. Il feeling con il gol di Simeone è qualcosa di straordinario. Lancio, allora prima di tutto segnaliamo un intervento a centrocampo di Cajuste pulito, che recupera palla, la palla finisce a Juan Jesus, Cajuste si lancia nello spazio, ma il passaggio di Juan Jesus arriva a Simeone,
che con il portiere in uscita, Scavetto accompagna il pallone, Scavetto insomma al volo la prende in alto, scavalca il portiere, gol bellissimo a pallonetto, Simeone fa paura. Dopodiché entrerà anche Nathan al 33esimo diciamo del secondo tempo, al posto di Batjuan. Mario Rui diventa poi quindi capitano, e Nathan comincia con un passaggio così e così, gli cerca di passarla a Mario Rui, ma non è pulito. Insomma un esordio un po' emozionato secondo me di Nathan, diciamo quello che è. Poi ci sarà anche un'occasione per Zerbin, che entrerà al posto di Lobotka. Quando entra Zerbin si trova qui, si alternerà con Lozano sulla fascia, uno diventa più sottopunta e l'altro più esterno. Cajuste diventa a tutti gli effetti il perno centrale, quindi fare anche il mediano. Raspadori resta in questa zona di mezzala, ragazzi, stava molto molto basso e cercava di accompagnare l'azione anche da dietro, non era a tutti gli effetti un sottopunta. In questa situazione era più Zerbin, che poi si troverà qui, e un colpo di testa e Lozano da esterno. Contentissimi, Mario Giuffredo, sorrisi a crepapelle da parte di tutti. Lozano che sfotte Juan Jesus per l'assist, lo stesso Lozano che non riesce a ribadire il tapino sul colpo di testa di Zerbin, sorrisi dappertutto. Io non lo so quanto sono scontenti, lo capiremo. Ad ora noi dobbiamo registrare che non mi sembrano scontenti. Forse è più Osi, un po' Musone, è vero quello che mi dicevano gli amici anche campionati. Gli altri mi sembrano tutti tranquillamente in palla, c'è entusiasmo, c'è tranquillità. Insomma, è un buon test. Quello che è la chiave tattica che deve risolvere Garcia è questo signore qua, Raspadori. Come mi diverto a fare le grafiche. Il problema di Raspadori è che non si capisce, nel senso, il cortocircuito qual è? È che ADL vuole a tutti i costi il 4-3 e Raspadori nel 4-3 è difficile da inserire, perché punta lo puoi mettere sì, ma c'hai Osi e c'hai Simeone, onestamente è difficile. Dalla parte di Kvara è difficile, allora ovviamente te lo inventi esterno, comincia esterno destro, perché tra Raspadori, Politano, Lozano probabilmente Raspadori si può anche far preferire, ma soprattutto perché è stato un investimento importantissimo da parte del Napoli. Quindi De Laurentiis immaginiamo che dica a Garcia fammelo giocare di più, perché questo io lo devo valorizzare, ed è giustissimo. Quindi si parte con Raspadori esterno destro, non funziona benissimo e si abbassa un po' in mezzala, cosa che aveva cominciato a fare anche Spalletti. Quindi una formazione ibrida con la mezzala che accompagna ovviamente la punta, quindi si fa vedere. È chiaro, con Zielinski è un po' più difficile, con Zielinski che pure lui accompagna. In effetti poi quando giochi con le squadre chiuse, probabilmente col Frosinone tu te lo puoi anche giocare Raspadori e Zielinski insieme, mezze ale, voglio dire. Però in futuro ci si puoi aspettare un Cajuste sulla sinistra al posto di Zielinski e Raspadori dall'altra parte, quindi si può swiftare il triangolo di quelli che attaccano se non hai Anghissà, e si potrebbe attaccare anche di più sul lato destro con Raspadori. Ovviamente Raspadori la mezzala la può fare anche a sinistra. Devo chiudere questo video perché non si può fare. Da New York, Valerio Rumori è tutto. Lasciate tantissimi like per questo sfizio che vi sono tolto, vi piacciono le grafiche?